scientifico all'Università di Genova, che parlerà di madri costituenti e principi costituzionali, profili di attualità. Bene, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Vedo molte amiche e molte persone che conosco tra il pubblico e anche a questo tavolo. Vi ringrazio moltissimo per l'invito. Per me è un grande onore oggi celebrare insieme a voi questo importante anniversario del CIF, quindi grazie davvero. Allora, mi scuso in anticipo così per i flash davvero veloci, ma come sapete sono sempre disponibile per dialogare, per approfondire, per rispondere poi alle vostre domande eventualmente nella parte finale di questo incontro. Vorrei darvi qualche indicazione che riguarda sia gli importanti principi che sono stati affermati dalle madri costituenti e poi vedere un po' l'attualizzazione di questi principi, alcune cose che sono successe più di recente che ci riportano a quei principi, ci fanno dire anche che il percorso non è certamente concluso. Io nell'Università di Genova insegno diritto pubblico, quindi la prospettiva dalla quale vi parlo è quella del diritto pubblico, del diritto costituzionale, ma tranquilli, non è sicuramente una lezione di diritto quella che ho intenzione di farvi. Però per comprendere il percorso delle donne abbiamo bisogno di qualche coordinata e c'è una cosa che mi piace ricordare sempre. Il punto da cui il costituzionalismo parte, cioè l'idea che il potere debba essere delimitato da delle leggi, in primo luogo dalla Costituzione, questo evita che il potere possa degenerare, che possa diventare tirannico, che possa diventare assoluto, quindi un momento importantissimo. Noi collochiamo per l'Italia il costituzionalismo nel 1848 e poi con l'emanazione dello Statuto Albertino, che diventa poi nel 1861 la prima Costituzione del Regno d'Italia. E quello per noi è il momento in cui il costituzionalismo nasce. Ma il costituzionalismo nasce non per tutte e per tutti, ma nasce per quel signore lì, che è frutto di un'immagine di intelligenza artificiale alla quale io ho detto darmi un'immagine di maschio bianco e proprietario nello Stato liberale, e quella è l'immagine che mi ha riportato. Un'immagine che certamente esclude anche la maggior parte degli uomini dell'epoca dalla gestione del potere e dalla possibilità di essere tutelati dai diritti fondamentali che per la prima volta vengono affermati con la nascita del costituzionalismo, ma che certamente esclude tutte le donne, d'accordo? Perché? Perché sono donne, non c'è un'altra risposta a questo, è una vera e propria infirmitas sexus, è l'idea che le donne appartengono a un genere inferiore e quindi debbano essere relegate in alcune sfere, in particolare nella sfera domestica, ma ad esse non può essere assegnata la gestione della cosa pubblica, il potere dello Stato e addirittura il potere economico e neanche il potere all'interno di quello che è l'uomo per eccellenza ad esse assegnato, cioè la famiglia, perché le donne sono discriminate anche lì. E queste, guardate, sono cose che dobbiamo tenere presenti perché ci dicono dove le 21 madri costituenti che il 2 giugno del 1946 vengono elette per far parte dell'Assemblea Costituente, questa è la situazione nella quale si inseriscono. E allora il fatto che fossero 21 su 556 ci porta a dire che erano un numero molto piccolo, ma è in verità un evento epocale, perché andiamo in quel momento a rompere quell'ordine monogenere nella composizione degli organi rappresentativi che ha sempre contraddistinto fino a quel momento il nostro Stato. Io ho due figure che mi hanno sempre particolarmente interessato, due madri costituenti
Una è Anna Maria Gambello Federici, è esponente della Democrazia Cristiana, che tra l'altro mi risulta che sia stata anche presidente del CIF, la prima presidente del CIF, ecco, poi forse ho sbagliato a mettere 44 50, forse ho preso oggi che è 45-50, quindi mi piaceva ricordarla anche per questo motivo. La seconda è Angelina Merlin, è nota a tutti, esponente del Partito Socialista Italiano, due donne che affondano le radici solidamente nel 1900 e che ci hanno accompagnati quasi fino alla fine del secolo scorso. Le accomunano tante battaglie, quella più nota, quella per l'abolizione delle cosiddette case chiuse, che porta il nome di Lina Merlin, ma ha avuto un sostegno amplissimo da parte di Maria Federici, ed entrambe hanno fatto parte della Commissione dei 75 che ha elaborato il progetto iniziale di Costituzione, poi in seguito votato, discusso e votato dall'Assemblea Costituente in formazione estesa. In particolare, quando parliamo di Lina Merlin, dobbiamo ricordare come la formulazione che oggi troviamo nell'articolo 3 della Costituzione, che è quello che afferma il principio di uguaglianza e di non discriminazione, eguaglianza non solo in senso formale, cioè uguaglianza davanti alla legge, ma anche la cosiddetta eguaglianza sostanziale, cioè l'eguaglianza dei punti di partenza tra le persone, che richiede alla Repubblica di intervenire a rimuovere quegli ostacoli che impediscono ad alcune persone di godere, di usufruire al pari di tutte le altre dei diritti fondamentali. Guardate nel primo comma di questo articolo che cosa viene individuato come primo forma di discriminazione non più accettabile, quelle basate sul sesso. Questo primo comma ha un pregio veramente inestimabile, continua a offrire negli anni nuove prospettive, nuove modalità di tutela, nuove modalità di inclusione delle persone. Innanzitutto si afferma quello che è il principio cardine della nostra Carta Costituzionale, e cioè l'idea che tutte le persone hanno pari dignità sociale. Quanto è difficile riconoscere questo principio nella quotidianità. E poi la prima causa di discriminazione divenuta inaccettabile per la nuova Repubblica Italiana diventano le distinzioni basate sul sesso. Ed è molto importante che il sesso venga identificato per primo, perché le discriminazioni nei confronti delle donne riguardano discriminazioni dirette nei confronti di una parte della società, di quella che è diciamo una logica binaria, che sono consapevoli che non sia più modernissima, ma le donne costituiscono la società, d'accordo, insieme agli uomini, e su questo siamo tutti d'accordo. Le donne non sono una minoranza, se guardate tutti gli altri fattori di discriminazione ci riportano invece all'esistenza di minoranze, mentre appunto le donne non sono minoranza ma sono una delle due componenti della società, e in questo l'aveva ben chiaro Lina Merlin quando ha messo come prima causa di discriminazione non più accettabile quella basata sul sesso. Una battaglia invece portata avanti da Maria Federici in Assemblea Costituente è stata quella per l'articolo 51 della Costituzione, che afferma un altro principio importantissimo. Guardate, si ripete: tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. E non bastava quella formulazione generale dell'articolo 3, non bastava, perché questi sono i due ambiti nei quali Maria Federici aveva ben chiaro che le donne erano state fino a quel momento prepotentemente discriminate. E tra l'altro un altro davvero pregio grandissimo è di Maria Federici. Allora, tutta la discussione è intorno a questo articolo
l'articolo 51 della Costituzione, dove l'ultimo periodo non è stato presente fino al 2003 e il criterio delle pari opportunità è stato aggiunto poi successivamente nel 2003, e tutta la discussione si articolava intorno all'accesso delle donne alla magistratura. Quello è il problema dell'accesso agli uffici pubblici. Inizialmente Federici si è battuta per inserire nero su bianco questa possibilità per le donne, ma poi ha saputo fare anche un passo indietro, perché ha capito che o avrebbe ottenuto l'approvazione di questo articolo nella sua formulazione più generale, oppure questo articolo probabilmente non sarebbe stato approvato, ma ne aveva colto l'importanza per rimuovere tutte quelle discriminazioni nei confronti delle donne che allora erano discriminazioni in senso giuridico, erano leggi che impedivano alle donne di accedere ad esempio a determinate posizioni nella pubblica amministrazione. Questa è una cosa molto importante, e allora lei si accontenta di questa formulazione più generica, vota, fa votare un ordine del giorno nel quale si dice che nella parità di accesso agli uffici pubblici è incluso l'accesso delle donne alla magistratura, ma questo riferimento testualmente oggi non lo troviamo in Costituzione, ma certamente vale la regola generale. Una regola generale che però nell'immediato non è riuscita a scalfire determinate credenze, perché ci sono stati poi degli oscillamenti, una sentenza della Corte Costituzionale che poco dopo richiama l'essenziale funzione di sposa e di madre della donna, e quindi questo ne limita la partecipazione nella sfera pubblica, secondo questa sentenza che è del 58, e poi la sentenza che ha veramente aperto a una nuova era nella quale le discriminazioni di tipo giuridico vengono spazzate via l'una dopo l'altra nei tempi che ci vogliono, che è questa sentenza del 1960, nella quale appunto la Corte dichiara costituzionale la legge Sacco, che è una legge del 1919 che appunto vietava l'accesso alle donne a determinati ruoli, in particolare quelli apicali nella pubblica amministrazione, perché il problema non era evidentemente solo la magistratura. Quanto ho ancora? Un minuto? No, mi hanno detto 15, secondo me ne ho ancora 4. Vado velocissima. Attualizzazione in pochissimi minuti. Questa è l'attualizzazione di una campagna che abbiamo lanciato l'anno scorso, quando ancora ero presidente del Comitato Pari Opportunità Unigee. Non so se riuscite a leggere, ma queste sono tante frasi che le donne che lavorano si sentono dire. Alcune le abbiamo scritte noi, ma altre avevamo lasciato dei cartelli liberi e donne comuni hanno scritto le cose che gli succedono nel lavoro. Durante una presentazione di lavoro mi hanno detto: sì, ma fatti vedere bene. Quante ne potremmo raccontare anche noi qui presenti. Tra le tante sentenze che ci sono state in ambito femminile in questi anni, volevo proporre questa riflessione sulla prostituzione, perché nel 2019 sono arrivate davanti alla Corte Costituzionale due questioni che riguardavano il ruolo delle escort, quindi delle accompagnatrici, anche disponibili a erogare prestazioni sessuali se richiesto, e in quell'occasione cosa dicevano i giudici? Che ormai siamo arrivati in un momento di modernità, quindi che la prostituzione è una manifestazione della libertà sessuale delle donne, della loro libertà di impresa, e che quindi andava depenalizzata quella legge Merlin che invece aveva portato nel 1954 alla fine della prostituzione di Stato. Cosa dice la Corte Costituzionale? Respinge tutta questa prospettiva dicendo che bisogna andare invece a indagare, quindi non esclude completamente che possa essere anche la libertà della manifestazione sessuale delle donne, dice però il compito della Costituzione è quello di proteggere le persone più vulnerabili, e dietro la scelta di una donna di prostituirsi nella maggior parte dei casi ci
sono situazioni di povertà di vario tipo, che può essere una povertà di tipo economico, una povertà sociale, una povertà culturale, una povertà rispetto alle occasioni che le persone hanno avuto nella vita, e quindi il diritto pubblico deve proteggere quelle persone, d'accordo? Quindi ripristina la piena operatività di quella che tutti noi conosciamo come legge Merlin, d'accordo? Mi sono chiesta di fronte a questa sentenza se si stia facendo abbastanza, da una parte per insegnare soprattutto alle nostre giovani che l'idea di prostituirsi, che oggi i modi sono molteplici, con l'accesso a internet e alla tecnologia, per dirgli che quella non è un'opzione di vita accettabile, che non è un'opzione di vita nel senso della dignità sociale delle donne che abbiamo richiamato all'inizio, e cosa stiamo facendo soprattutto per insegnare ai nostri giovani che acquistare sesso a pagamento ugualmente non è un'opzione accettabile, ma è una forma di violenza nei confronti delle donne. Oggi viviamo in un contesto nel quale le discriminazioni giuridiche sono per lo più state eliminate, ma qualcuna c'è ancora. Di qualche anno fa la sentenza di nuovo della Corte Costituzionale che ha posto fine a una discriminazione giuridica che è rimasta per tanto tempo, era il codice civile che lo prevedeva che le cose andassero così, eravamo talmente assuefatti che neanche ce ne accorgevamo più. E invece qualche discriminazione anche giuridica c'è ancora, e non è solo un fatto culturale, ma talvolta sono anche le norme che ancora ci propongono qualche discriminazione. Concludo leggendovi quello che il Presidente Umberto Terracini, le parole di Umberto Terracini a conclusione dei lavori dell'Assemblea Costituente. Ha detto che uno spirito non di cavalleria ma di leale riconoscenza ha ricordato il lavoro delle madri costituenti e ha sottolineato una cosa importante. Dice: esse, pur portando qui la voce di molte posizioni politiche, ci hanno insegnato che nei momenti più importanti in cui si trattava di stabilire i punti fondamentali per la nostra vita, essi hanno saputo trovare le parole più acconce ad esprimere unitariamente il pensiero di tutte le donne italiane. L'auspicio che abbiamo ancora oggi è che le donne siano ancora capaci di lavorare insieme indipendentemente dalla differenza di opinioni, di appartenenza politica, di credo religioso, per migliorare la condizione non solo delle donne ma di tutte e di tutti. Grazie.